Sesta corsa, anche questa è una seconda tris. Ci sono 3 cavalli ritirati: Renoir Deni, Vis Deimar e Power Treb. Restano quindi 9. Lo schieramento: 3 Vaciglia, 4 Trivet Caf, 5 Vien Rose, 6 Unada Ferm, seconda linea 8 Rivellino, 9 Sharon Pride, 10 Don Bosco, 11 Top Souls, 12 Thomas Daghi. In chiusura Unada Ferm la favorita su Thomas Daghi, poi Vien Rose. Macchina che stacca, c'è l'errore di Vien Rose e Unada Ferm scivola veloce al comando. Numero 5 Nei Vien Rose squalificato di Vaciglia e Trivet Caf all'esterno, mentre parte veloce anche Thomas Daghi in terza ruota, che però si getta di galoppo sulla piegata. Unada Ferm dunque in vantaggio, 12, mentre Thomas in seconda Daghi, posizione cerca di andare Trivet Caf, ma deve subire il rientro interno di Vaciglia, che segue direttamente Unada Ferm, e quindi Trivet Caf si adegua così al largo. Dopo 400 metri svelti, 28,6. Al largo c'è anche Don Bosco, mentre lungo la corda Rivellino precede Sharon Pride, che prende a sua volta la via del largo. Intanto i 600 di Unada Ferm se ne vanno in 44,2. All'esterno è rimasto Trivet Caf, mentre alla corda rimane Vaciglia. Rivellino in terza posizione, mentre viene avanti dalle retrovie anche Top Souls, che scatta in terza ruota ma viene prontamente anticipato da Don Bosco. Intanto 59 per 800 e chilometri in 1,14 da parte di Unada Ferm, che cerca di prendere il tempo agli avversari. In seconda posizione si mantiene Vaciglia a un paio di lunghezze quando siamo a 500 dal palo. All'esterno è Don Bosco, più indietro Rivellino, poi Sharon Pride, 400 scarsi alla conclusione, parziale in 14,5. Si riavvicina anche Vaciglia, mentre Rivellino in terza posizione, rimonta Don Bosco. Cavalli al completamento della piegata, entra in vantaggio addirittura d'arrivo Unada Ferm, inseguita da Vaciglia. Ultimi 100 metri di gara con Unada Ferm in vantaggio. Vaciglia ci prova, ma Unada Ferm ha ancora buoni argomenti per respingere l'avversaria, mentre al terzo posto finisce vicino anche Rivellino. 1,14,7 il ragguaglio conclusivo, 31,1 a chiudere, ma vittoria in porto per Unada Ferm. Luca Lovera in sediolo, training di Marino Lovera. Al rientro la figlia di Libeccio Griff in percorso di testa vince agevolmente contro Vaciglia, che oggi conquista un ottimo secondo posto davanti a Rivellino. 6-3-8, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della sesta corsa del Savio.